Io ancora oggi non capisco perché da piccoli fingere di dormire diventava automaticamente una missione impossibile. Tipo, senti gli ospiti arrivare in salotto, le sedie che si spostano, tua madre che ride troppo forte, e poi arriva la frase: vai a salutare gli zii. No, assolutamente no. Io immediatamente corro in camera e mi butto sul letto come un agente sotto copertura, coperta fino al naso, occhi chiusi, modalità ibernazione attiva. Però il problema è che appena inizi a fingere di dormire, il tuo corpo dimentica come funziona essere umano. Bro, io improvvisamente penso: le persone normali sbattono le palpebre nel sonno? Sto respirando troppo forte? Se mi gratto il naso perdo tutto? Sembravo uno che cercava di disinnescare una bomba. E nel frattempo fuori sentivo gli adulti parlare malissimo della tecnologia, tipo se TikTok fosse controllato dalla NASA. Poi arriva mia zia. Passi lentissimi verso la porta. Porta che scricchiola. Bro, il mio cuore stava facendo dubstep. Lei entra e fa quella cosa terrificante. Stare lì in silenzio a guardarti dormire. Perché lo fanno? Io lì immobile da tipo 40 minuti con un crampo assassino alla gamba cercando di non respirare troppo forte. Poi lei mi accarezza la testa e dice: che angioletto. Signora, sto letteralmente lottando per la mia vita mentale. E il finale peggiore? Dopo 2 ore passate così, scopro che gli ospiti erano già andati via da mezz'ora. Ho sofferto inutilmente come protagonista di un film drammatico low budget.